Cari telespettatori, sono ormai riprese da tempo le trasmissioni e naturalmente immancabile la presenza dell'agricoltura. È importantissimo parlarne, spiegare di che cosa si tratta, quanto è importante per la nostra economia e soprattutto per la nostra salute e quali implicazioni naturalmente viene ad avere nella vita di tutti i giorni, anche nelle dinamiche della sicurezza a vari livelli, più che mai se ne parla in questi giorni. E allora abbiamo ospiti naturalmente CIA di Padova, in persona del presidente Maurizio Antonini, grazie di essere tornato qui con noi, e Roberto Betto, direttore invece della CIA. Grazie, benissimo. Allora, i temi sono, alcuni ci sono temi caldi che affrontiamo insieme, parliamo dei consorzi di bonifica. Tornano alla ribalta periodicamente, sarà un tema che si affronterà perché poi ci sarà un rinnovo interno particolare e grazie al vostro supporto cercheremo di spiegare per l'agricoltura che utilità hanno i consorzi di bonifica. So che ce ne sono due in modo particolare, il Brenta e l'Acque Risorgive, che sono significativi. E poi io vorrei ritornare a parlare dei discorsi dei prodotti agricoli, perché c'è stato con la situazione della Russia un piccolo problemino nell'export su cui molti dei nostri contavano e tanti però non comprendono bene questa dinamica, dicono ma se noi a malapena riusciamo a far fronte al fabbisogno interno, insomma diamo delle spiegazioni perché il settore agricoltura ha bisogno di essere anche raccontato, secondo me spiegato, perché chi lo vive lo vede in un modo, chi invece sta dall'altra parte non ha una grande comprensione di queste dinamiche, quindi vorrei partire un po' da lei Presidente. Scelga lei il tema per incominciare. Partiamo dai consorzi di bonifica. Ricordo ai nostri telespettatori che il 14 dicembre siamo tutti chiamati alla votazione di consorzi di bonifica e alle elezioni dei consigli di amministrazione. Tutti chi? Tutti i cittadini che pagano il consorzio di bonifica, quindi tutti i contribuenti sostanzialmente. Magari secondo me non lo sa nessuno. Sì, in effetti uno dei problemi che si ha nella votazione dei consorzi di bonifica è che c'è poca partecipazione a questo momento molto democratico in cui i cittadini si scelgono i propri candidati, in cui i cittadini scelgono anche la governance all'interno dei consorzi di bonifica. Questa partecipazione delle votazioni non è molto sentita a livello generale, basti pensare insomma, che generalmente sono solo il 10%, dal 10 al 15% del diritto al voto che vanno a votare, quindi un numero sicuramente molto limitato. Uno degli elementi importanti che anche in questa trasmissione cerchiamo di far capire è che è importantissima invece la votazione. Ricordo a tutti che tutti i cittadini, tutti i contribuenti che pagano i consorzi di bonifica hanno diritto al voto. Ecco, io le chiedo un po' spiegazioni ulteriori. Allora, come facciamo noi cittadini, mi sento coinvolta perché ovviamente pagando i consorzi di bonifica, a sapere chi è meglio votare anziché no? Perché nelle campagne elettorali, vabbè, più o meno ci sono le varie candidature, le persone si mostrano, si raccontano, si presentano, dicono cosa fanno e cosa non fanno. Premesso che non tutti hanno ancora compreso l'utilità dei consorzi di bonifica e in periodi come questi in cui vediamo alluvioni, abbiamo situazioni catastrofiche, in realtà l'importanza è strategica e determinante. Quindi come si fa a sapere quale scelta è la migliore? Ci sono anche lì correnti di pensiero, di azione, di intervento nei consorzi? Ci dia delle chiavi di lettura, cioè come vi regolate insomma? Sì, noi allora ovviamente nel momento in cui c'è una campagna diciamo elettorale, mi passi il termine, ovviamente ci sono diverse candidature che si presentano e quindi diverse espressioni del mondo democratico, del mondo politico che si possono presentare all'interno di questa competizione. Noi come mondo agricolo, noi come Confederazione Italiana Agricoltori, insieme con Confagricoltura, insieme col Copagri, insieme con Lega Coop e il mondo della cooperativa, come Agri Insieme, presentiamo una nostra lista in cui cerchiamo di mettere insieme tutto il settore agricolo, ma è una lista una lista di tipo agricolo, acqua, ambiente e territorio, che si rifà al mondo produttivo, quindi una lista aperta. Sulla lista aperta noi pensiamo e chiediamo il contributo anche di altre persone, di altri elementi che fanno parte all'interno dei consorzi di bonifica, mi riferisco agli artigiani, ai commercianti, mi riferisco a queste attività produttive, anche ai singoli cittadini,
che vogliono far parte all'interno della nostra lista di candidarsi. Penso che sia importante in questo momento che sia una rappresentatività del territorio più che una rappresentatività di un tipo di idea, perché poi governare i consorzi di bonifica è importante governarlo in una governance collegiale, quindi dove tutti fanno la loro parte. Ecco, tecnicamente, direttore, un consorzio di bonifica che utilità presenta, che valenza ha? L'abbiamo detto anche in altre situazioni, però ripetiamolo, e per voi dell'agricoltura, per chi si occupa di agricoltura, anche oltre che per i cittadini. I consorzi di bonifica esplicano un lavoro indispensabile al territorio, difendendolo, studiando quali possono essere i momenti di crisi in cui, con questi cambiamenti climatici che abbiamo visto in questi ultimi anni, quando avviene l'alluvione, cioè quando vengono questi scrosci di acqua così tempestivi in poco tempo, talmente la nostra rete dello scolo va in sofferenza e diciamo che riusciamo anche talvolta un po' a difenderci, perché grazie ai consorzi di bonifica, alla loro pulizia, alle mansioni che loro esplicano nel territorio, danno la loro parte. Però negli ultimi anni abbiamo visto che questo tipo di cambiamenti ha portato dei disagi anche nell'attività del consorzio vero e proprio, sia perché la difficoltà a muoversi anche dal punto di vista economico, degli investimenti o degli aiuti da parte della regione, talvolta il consorzio riesce a vivere con quello che percepisce dalla tassazione che vengono ai nostri cittadini. Cioè se i consorzi in qualche modo riuscissero ad avere più finanze, certe situazioni non certe dinamiche non si verificherebbero. Sicuramente riusciremo a essere più prevenirle piuttosto che andarle a curare e a risistemare, quindi con spese molto ben più dal punto di vista economico sostanziose, mentre operando dal punto di vista di una prevenzione magari si potrebbe tutelare meglio il territorio e quindi dare una certa sicurezza anche a tutti i cittadini. Ecco, Presidente, quanto è in competenza del consorzio di bonifica e quanto invece dell'agricoltore? Perché quando ogni volta che se ne parla poi arrivano i messaggi degli agricoltori dicendo sì, ma doveva essere il consorzio di bonifica che se ne occupava anche della pulizia dei canali e quant'altro. In realtà come stanno le cose? In realtà la situazione è questa: a livello veneto sono 10 consorzi di bonifica in cui hanno da manutentare più di 13.500 chilometri di canale, e quindi un numero estremamente elevato. Basti pensare che insomma solo a Padova si dovrà manutentare, i nostri consorzi manutentano più o meno sui 5-6 mila chilometri di canali, quindi è una rete molto impegnativa. Il ruolo dell'agricoltura, o meglio il ruolo degli agricoltori è importantissimo, ma non solo quello degli agricoltori, di tutti i cittadini, perché sono i sorveglianti del territorio. Loro hanno la possibilità e danno la possibilità ai consorzi di bonifica anche di dettare determinate regole, soprattutto in che maniera e in che modo intervenire. C'è un argine da fare, c'è un argine in cui ci vuole la manutenzione. Beh, io penso che il ruolo degli agricoltori è proprio questo, è quello di definire anche le priorità all'interno dei consorzi, cosa che noi nei nostri consorzi lo stiamo facendo. Torno a dire però che i consorzi di bonifica devono essere governati, qualcuno pensa che siano governati dagli agricoltori, ma questo non è vero. Nel senso che noi pensiamo, e deve essere, che il consorzio di bonifica deve essere governato dal mondo produttivo, ma soprattutto anche dai contribuenti di prima fascia. Quindi ci dovrebbero cittadini che sono veramente i cittadini. Allora il consorzio di bonifica, la votazione è un po' particolare in base alla contribuenza, i contribuenti si rifanno determinate fasce. Fino a 80 euro più o meno di contribuenza c'è la prima fascia, che sono soprattutto i cittadini contribuenti, gli urbani sostanzialmente. Dalla seconda fascia, che mediamente la contribuenza passa dagli 80 ai 300 euro, sono gli agricoltori, ma anche in questo caso molti artigiani e molti commercianti. In terza fascia invece sono i contribuenti che superano i 300 euro, in maggior parte degli agricoltori. Però per ogni fascia c'è la percentuale di rappresentanza, e quindi su ogni fascia c'è la possibilità che ci sia la presenza dei consiglieri. Quindi è importante, a nostro avviso, che sulla prima fascia soprattutto ci siano la rappresentanza dei contribuenti, quindi degli urbani, che hanno anche la capacità
e anche l'iniziativa propria di dire quali sono anche per loro gli interventi che si possono fare all'interno dei consorzi. Quindi sentinelle, insomma, del territorio. Certamente sì. Questa è un'altra cosa. Direttore, si è parlato più volte, questa è una domanda un po' rivolta, anche politica, per cui la rivolgo ad entrambi adesso, che sono troppi i consorzi di bonifica, no? Di unificazione, di riduzione, di contingentamento e quant'altro. Un piccolo start-up in questa linea l'abbiamo avuto ancora 4-5 anni fa, quando c'è stata la fusione di alcuni consorzi di bonifica. Se andiamo a pensare all'oggi Acque Risorgive, che è venuto dalla fusione fra il Sinistro Medio Berenta e il Desessile, una parte di consorzio che passava nel territorio trevigiano. Poi abbiamo altri casi a livello veronese di fusione di altri consorzi. Pensiamo nel nostro territorio anche all'Euganeo, che anche quello è stato un consorzio che ha dimostrato di fondersi, quindi per contenere quelle che possono essere le spese e avere più efficacia e efficienza nel territorio. Quindi questi sono già dei segnali in cui anche chi amministra, chi gestisce e chi vuol far crescere un qualcosa, il segnale l'abbiamo dato. Oggi però credo che la rappresentanza all'interno del consorzio, come diceva il collega Antonini, credo sia indispensabile che le sentinelle del territorio siano proprio gli agricoltori e magari siano presenti anche in quei tavoli in cui si prendono determinate decisioni, perché l'agricoltore è quello che si rapporta più spesso con la rete secondaria, cioè con la rete interessata proprio dal consorzio di bonifica e quindi possono essere dei portavoce per la risistemazione di sponde che franano, di cose che accidentalmente, cioè parliamo di terra, alla fine può franare, ci possono essere dei tappi che si vanno a creare nei corsi d'acqua. Quindi credo che la rappresentanza del mondo agricolo sia indispensabile, molto più di quella che può essere considerata dalla politica per magari avere un interesse economico o di immagine o di, che ne so, però è indispensabile la figura del mondo agricolo. Ma è sentita questa, voi che rappresentate gli agricoltori, la sentono come importante questa partecipazione, che è anche una responsabilità, perché poi con quello che sta succedendo diventa anche una responsabilità nell'essere attori di un controllo di sistema, di partecipare, far parte di enti di questo tipo? Sì, beh, per la nostra esperienza come mondo agricolo, ma come associazione sicuramente gli agricoltori è una tappa importante. L'elezione di consorzi di bonifica e i consorzi di bonifica rappresentano un elemento importante per la vita organizzativa delle nostre associazioni e ovviamente degli nostri agricoltori. È vero, i consorzi di bonifica sono importanti nel momento in cui c'è tanta acqua e quindi la possibilità di tenere l'acqua in maniera tale da non creare le esondazioni, ma anche sono estremamente importanti i consorzi di bonifica per l'irrigazione che devono dare i nostri terreni agricoli e quindi per la produzione dei nostri prodotti che sono l'eccellenza, voglio dire, senza acqua non c'è vita e senza vita non c'è agricoltura, ecco, questo è l'elemento importante, quindi loro si sentono veramente coinvolti nella vita organizzativa del consorzio di bonifica. Ecco, io vorrei però che questa vita organizzativa sia anche, come si può dire, aperta anche all'altro elemento, che sono gli elementi relativamente alla contribuzione, ma soprattutto ai contribuenti, quindi agli urbani e anche alle attività produttive. Io penso che un consorzio di bonifica, quando ha questa rappresentatività all'interno dei propri organi democratici, istituzionali, di governance, sia un consorzio che può avere elemento positivo. Insomma. Ecco, diamo un po' tra virgolette istruzioni per l'uso, perché sappiamo che ci sono tantissimi telespettatori che ci seguono che hanno una mano nell'agricoltura, in certo tra virgolette, no? Quindi se ne intendono, sanno come muoversi, eccetera, però magari non hanno mai messo invece la mano nei consorzi di bonifica, la mano, il naso, nel senso non sono mai occupati di questo, anche magari non sapendo di averne l'opportunità, la possibilità di entrare in questo sistema. Per poter conoscere di più i meccanismi, per poter partecipare anche in modo attivo, candidarsi a queste elezioni, perché poi anche uno si dovrà anche candidare, immagino. Diamo delle istruzioni per l'uso in modo che soddisfiamo le curiosità. Qualsiasi persona vorrebbe iscriversi sulle liste o di prima fascia o di seconda o di terza, basta che contatti la nostra associazione, noi si scambieremo due parole e andremo a capire che figura,
che contribuente a livello consortile sia questa persona che si vuole candidare, e noi siamo ben propensi per questo tipo di scelte, purché ci sia gente che si vuole mettere in gioco, ma poi è indispensabile la loro partecipazione, la loro solidarietà a alcuni progetti che si andranno a mettere in campo, perché è inutile che magari ci mettiamo in lista e poi non siamo rappresentativi quando ci sono le riunioni o quant'altro, non ci andiamo perché non abbiamo tempo, Quindi perché siamo impegnati. poi. Quindi è indispensabile, cioè uno si deve mettere in gioco, però sapendo da dove inizia a dove finisce, quindi sapendo di aversi assunto alcune responsabilità nella rappresentanza anche di agricoltori o di altre categorie economiche che non sono presenti ai tavoli, in cui si possono essere propositivi nei confronti di un gruppo che amministra un consorzio. Quindi i requisiti soggettivi, secondo lei, quali potrebbero essere, Presidente? Beh, innanzitutto il primo requisito è mettersi appunto in gioco, avere la grossa disponibilità nel confronto, perché poi alla fine è anche importante il confronto, e poi naturalmente penso che conoscere anche l'ambiente. Con questi due elementi penso che sia importante. Insomma. Quindi partecipando si capiscono anche i meccanismi dopo di funzionamento, insomma, non è una cosa... Ma guardi, è abbastanza, il Consorzio di Bonifica ha un suo governance a livello funzionale, ha una sua struttura amministrativa, e quindi con i propri ingegneri, con i propri tecnici che gestiscono, come si può dire, le criticità, ma gestiscono anche la programmazione all'interno del consorzio. L'importanza della governance è quella di dettare le regole, determinare i tempi per determinati tipi di progetti che ci sono all'interno dei consorzi. Ecco, io penso che questo sia l'altro elemento importante da mettere nel piatto, insomma. E dopo, come diceva lei, disponibilità a partecipare, insomma, essere attivi, questo senza dubbio. Anche per le elezioni vere e proprie, cioè uno che si vuole mettere in gioco, che vuole dare il suo nominativo, però bisogna anche correre, andare anche in cerca, non è che l'associazione può fare tutto, bisogna giocarsi la carta fino alla fine. E comunque però voglio dare un'immagine che uno che si vuole mettere in gioco nel consorzio non lo deve fare pensando dal punto di vista economico quanto prenderò, cosa farò. No, qui parliamo che i gettoni di presenza sono determinate cose, è veramente da perdere del tempo e dedicarlo per il bene della comunità e del territorio, perché serve a tutti. Esatto, come dovrebbe essere la politica poi alla fine, perché purtroppo questo dovrebbe essere una cosa utile per gli altri che uno fa non tanto per guadagnare, invece vediamo che le situazioni vanno anche diversamente. Allora, detto questo, quindi per avere informazioni ricordiamoci a Padova, lo trovate anche sul web, tutte le eventuali anche informazioni ulteriori per mettersi in gioco in questo campo che abbiamo visto sta diventando sempre più importante e strategico, più che mai con questi cambiamenti climatici, queste tra virgolette, anche se improprio il termine, bombe d'acqua che sono avvenute in periodo estivo, le siccità dell'anno scorso, 2 anni fa, adesso le alluvioni che si stanno ripercuotendo in alcune regioni del nostro paese. Capiamo l'importanza strategica dell'agricoltura e dei consorzi di bonifica. Bisogna essere attivi e partecipi, poi farlo credendoci, quindi dare una mano per tutelare il nostro ambiente, il nostro territorio e anche naturalmente la sicurezza idraulica e dell'agricoltura, oltre che naturalmente quella delle nostre città. Andiamo in pubblicità rapidamente, poi torniamo insieme e apriamo anche un altro capitolo che è estremamente interessante, che riguarda la situazione dell'agricoltura a fronte di cambiamenti anche di carattere economico, politico che la vedono coinvolta, voglia o non voglia. Tra poco.